Noi abbiamo chiesto appunto anche durante l'incontro con l'assessore di andare a incrementare appunto i fondi e le risorse per Asugi per andare a tamponare la firma di questo accordo da parte delle altre sigle che in tale sede non hanno chiesto nemmeno un euro per i dipendenti di Asugi per andare in qualche modo almeno a riparare il danno che hanno fatto. Sciopero del comparto sanitario venerdì mattina davanti all'ospedale di Monfalcone indetto dalla UIL, FPL, FVG e dalla UIL del Friuli Venezia Giulia a difesa dei diritti dei lavoratori con la richiesta di migliorare le condizioni del personale e contro i tagli degli stipendi dei professionisti della sanità pubblica. La sigla scende in campo e lo fa con forza a pochi giorni dalla manifestazione indetta dalla CGIL regionale venerdì scorso a Trieste, andando proprio contro certe proposte in seno alle altre sigle. Le motivazioni dello sciopero sono un accordo firmato da CGIL, CISL e FIAS che va a togliere 800 euro sulla produttività di ogni lavoratore dell'area isontina e fa perdere più di 500 euro a ogni lavoratore dell'area giuliana per un mancato riconoscimento al rialzo appunto della produttività. Sciopereremo nel piazzale dell'ospedale San Polo di Monfalcone e il messaggio che vogliamo dare deve essere forte, perché noi non possiamo accettare che un lavoratore della sanità pubblica in un momento come questo perda nemmeno un euro nella sua busta paga, anche perché vengono stanziati milioni di euro per il privato e quelle sono risorse che devono necessariamente essere investite nel sistema sanitario pubblico. Lo sciopero in questa occasione introduce una modalità inedita, la possibilità di affiliarsi al momento di protesta anche quando il personale viene precettato per garantire i servizi minimi di assistenza o anche per quelle situazioni in cui la perdita del compenso rappresenti un peso irrinunciabile per il lavoratore. Oltre allo sciopero, al quale ovviamente noi consigliamo a chi possa farlo di aderire, abbiamo anche una modalità innovativa, ovvero lo sciopero 2.0. Tramite la piattaforma WorkersView sarà possibile aderire allo sciopero in maniera virtuale. Questo è anche a fronte delle gravi carenze di organico che portano una larga fetta di personale a essere precettato e quindi non poter scioperare. Altro personale che sappiamo viene anche a volte minacciato dai loro responsabili proprio in relazione agli scioperi e poi non possiamo non pensare anche purtroppo alla perdita economica della giornata di lavoro, che sappiamo purtroppo che gli stipendi sono già all'osso, sono tra i peggiori di tutta Europa e quindi questa è una modalità, è un modo che diamo per esprimere la loro volontà ai lavoratori di aderire allo sciopero e quindi avere un dato più vicino alla realtà del personale che realmente vorrebbe scioperare.